che se oggi un uso provvisa su Internet in maniera da creare un proprio habitat simile al proprio quello originale, i soldati giapponesi che cadono all'interno di una foresta cercano di sopravvivere sono dei diritti di sopravvivenza. Cosa porta alla necessità di una vera architettura della sopravvivenza futura, secondo Friedman? Primo punto, ovviamente, cosa ha detto, la necessità di considerare il limite della bellezza delle risorse del fruttore. Il secondo fattore inserito da Friedman è una impossibilità di comunicare la comunità, ovvero, secondo l'autore, solo in un gruppo umano il meccanismo della comunicazione può funzionare solo all'interno di un distretto di persone. E questo numero limite viene definito gruppo critico. E solo all'interno di piccoli villaggi urbani la comunicazione può diventare efficace e semplice. La stessa comunicazione tra architetto, costruttore, abitante sarà efficace e non compromesso solo all'interno di distretti di villaggi urbani, fino a arrivare addirittura a una possibilità di organizzazione del villaggio stesso. Dalla carta di Atene, quanto funziona, mi pare lavorare su stassi per crisi, e Friedman si dirige verso una carta della sopravvivenza, in cui il tempo e il cibo diventano delle proprietà indissolubili. I fattori principali, oltre alla qualificazione della scienza ambientale, la concentrazione di sistemi climatici per più facilitare, e anche l'agricoltura urbana che possa soddisfare il fabbisogno di un villaggio per il proprio sostentamento. In questo senso, anche l'Expo 2015, con la Fiber Planet, si propone questa questione, anche se non si dà solamente una città, ma con un parco botanico planetario che sostituirà e ci darà della città stessa che è la città. Ora, se nessuno è in grado di restare nel proprio armamento, una perdita di valori diretti, afferma Friedman, che lo vogliamo, tendiamo più verso il settore monopolo del bidonville. Le bidonville diventano per Friedman degli esempi odierni del lavoro del futuro in cui potrà avvicinare l'architettura della sopravvivenza. Infatti non sono nel 2015, si fanno superato, quello che fu un'economia fondata sul denaro, assumono l'indipendenza dalla città opera, il lavoro di sussistenza sovrappone tutti i vari lavori di occupazione, abbiamo un senso dello spazio pubblico, i vari sono pubblici, la solitudine non è scherzata limitata. Il cuore della città che Friedman definisce nella città odierna e ricca, appartenere solo al salotto della citazione privata, riprende proprio la funzione di spazio pubblico all'interno della città, e anche la decorazione deve creare una parte della vita umana in contesto di solidarietà. Ora, tali caratteri di autosostentamento, quando di riflessione e povertà descritti e elogiati da Friedman, sono alcuni esempi per una progettazione di sostentamento dell'architettura di sopravvivenza di cui Friedman dovremmo affidarci nel prossimo futuro. E quali sono queste soluzioni progettuali? L'utilizzo del saluto degli edifici, l'abilità delle foreste usate come pilastri, lo scambio di ambienti fossati coperti e aperti per abitare. Ora, non è sempre una soluzione critica e certamente estrema, totalmente condivisibile, ma certamente interessa anche con degli sbocchi possibili progettuali anche all'interno della propria città. Però questo futuro rappresentato da Friedman poco condivisibile, effettivamente, ma interessa secondo me ha dei tratti di forme sociali che non è presente attualmente nel cibo che è Sud-America del 2025. Ora, che possono rappresentare questo modello su cui con presenza di un nuovo modello di sviluppo in cui il villaggio urbano di Londra industriale continuo? Sarà la teoria